Sono particolarmente felice di dare il benvenuto in Consiglio regionale del Veneto a Jessica Peruzzo, una vicentina naturalista, grande appassionata di natura, di animali e esperta anche sul tema del lupo. E siccome il lupo è un tema davvero molto complesso da affrontare da un punto di vista politico, ho deciso, e ringrazio anche il consigliere Zanoni per aver supportato questa proposta, di portare Jessica, la sua competenza da un punto di vista professionale e la sua ricerca iniziata proprio per la definizione, la scrittura della sua tesi di laurea perfezionata negli anni successivi, proprio per andare ad analizzare insieme da un punto di vista tecnico-scientifico e con un approccio anche di tipo sociologico il tema del lupo nella relazione con il territorio, in questo caso vicentino dell'Altopiano dei Sette Comuni, e con ovviamente i cittadini del territorio, con ovviamente i malghesi del territorio e con anche escursionisti e professionisti del settore turistico. Ho piacere di presentare insieme con Jessica e Andrea questo libro perché per me è stato proprio un primo, una guida essenziale nel saper parlare del lupo anche all'interno della realtà del Consiglio in maniera adeguata e in maniera rispettosa e onesta rispetto alla garanzia della biodiversità naturale e al percorso che dobbiamo tutti fare, riconoscendo non noi gestori e controllori della natura, quanto parte di un complesso sistema di biodiversità naturale con cui dobbiamo interfacciarsi e relazionarci. La politica ha il compito di mediare questo messaggio e Jessica, attraverso il suo percorso di studio e il suo percorso poi di pubblicazione, di ricerca continua, di relazione specialmente, con grande coraggio e con anche le persone coinvolte direttamente dal problema, ha saputo dare parola e voce a questa tematica, secondo me in una maniera che davvero dovrebbe essere utile e guidare ogni politico che non soltanto in Regione del Veneto ma anche a livello interregionale e nazionale si approccia al tema. Per cui ringrazio Jessica di questo lavoro, per poterci accompagnare all'interno dell'Altopiano dei Sette Comuni, all'interno della vita del lupo nel nostro territorio, con la saggezza e l'onestà intellettuale che caratterizzarono proprio queste pagine. La ringrazio in particolar modo perché non soltanto ha dato voce a una problematica del territorio e ha saputo discernere al meglio questo tema, ma anche perché lo ha fatto proprio nel grande rispetto di tutti gli attori coinvolti e proprio dandoci una strategia. Quest'oggi, grazie a queste parole, vorrei proprio ispirare la necessità di un ricongiungimento, di una riappacificazione fra i diversi soggetti, perché non è attraverso un estremismo o l'altro che si va a risolvere il problema, ma è da un punto di vista scientifico, affrontando con onestà intellettuale questo tema, che si deve trovare una strategia di condivisione e di rispetto, mettendo al centro la conservazione del nostro territorio e della biodiversità che da sempre lo ha caratterizzato. Ho avuto il piacere di cominciare a leggere queste pagine fin dal principio perché qualche anno fa ho avuto modo di leggere anzitutto la sua tesi e di ispirarmi a questi suoi scritti proprio per presentare anche all'allora assessore quella che poteva essere una strategia di approccio proprio per fare in modo che i malghesi venissero tutelati, ma soprattutto che il lupo venisse tutelato anche da un punto di vista comunicativo, non soltanto all'interno del territorio nella relazione con le persone che vivono in quelle zone. E quindi darei a questo punto parola e la palla ad Andrea Zanoni, che insieme con me è stato autore di diverse proposte e anche richieste di appunto questo approccio onesto su questo tema, e poi lascerei la parola a Jessica. Grazie Cristina, buongiorno a tutti, saluto e do anch'io il benvenuto a Jessica Peruzzo per la presentazione di questo importante testo, Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine, presentazione che tra l'altro ho già avuto modo di vedere le scorse settimane nel Trevigiano grazie al WWF che ha organizzato una serata apposita. Un libro a mio avviso molto importante, un testo che secondo me lascerà il segno, un'opera veramente molto completa. Tra l'altro io conoscevo Jessica da diversi anni tramite i social perché abbiamo una passione in comune che è quella degli animali selvatici e lei è una, devo dire, una bravissima faunista, ma ancora più brava a mio avviso fotografa di animali selvatici, perché
ho potuto vedere degli scatti, in particolare di uccelli, alcuni dei quali molto rari e alcuni ripresi in frangenti veramente molto difficili da scovare, che sono uniche. La tematica affrontata dal suo libro in maniera scrupolosa, scientifica, un approccio veramente tecnico-scientifico molto importante, su un tema tra l'altro che spesso è oggetto di contrasti, di fraintendimenti, di speculazioni anche politiche, credo renda giustizia anche al lupo, a questo bellissimo e nuovo animale per le nostre colline, per le nostre montagne. Io me ne occupai ancora nel 2012, quando arrivarono le prime proposte per l'uccisione del lupo, per l'abbattimento del lupo. Ero in Parlamento europeo e ricordo anche la risposta del commissario all'ambiente, del ministro europeo all'ambiente, Janusz Potočnik, che disse semplicemente: se ci sono i lupi, per difendere le attività pastorizie si deve attuare tutte quelle procedure come le reti, le recinzioni, i cani da guardia, il controllo degli animali e possibilmente la loro chiusura nelle ore notturne, quindi dando delle ricette molto semplici. I contenuti del libro, a mio avviso, dovrebbero essere oggetto e dovrebbero essere conosciuti da tutti i legislatori, da tutti coloro che anche nell'aula del Consiglio regionale più volte se ne sono occupati. Ci sono state, ricordo, anche proposte di legge relative purtroppo presentate in Consiglio regionale all'abbattimento del lupo e all'abbattimento dell'orso. A mio avviso questo è un libro che fa giustizia, perché va a sviscerare questo tema dalle origini alla gestione, alle testimonianze sul territorio, con il coinvolgimento di tutti gli attori in maniera imparziale. Quindi molto utile anche per capire di che cosa stiamo parlando, perché spesso abbiamo visto solo una parte di questo animale. In quest'aula, nella nostra aula consigliare, è arrivato soprattutto il messaggio: i lupi creano grossi danni all'allevamento, ma non si è mai affrontato nella sua complessità, perché come tutte le cose, questa è una cosa, tra l'altro è una parte della natura molto complessa e che va vista in tutti i suoi aspetti. Il lupo, che a mio avviso dovrebbe essere una risorsa per un turismo sostenibile, che porta anche i cittadini che oggigiorno sono molto lontani dall'ambiente e dalla natura a scoprire la natura, perché naturalmente il lupo vive in un contesto e quindi, scoprendo il lupo, le sue abitudini e i suoi movimenti ben descritti dal libro, poi scopre anche l'ambiente e la natura. E solamente conoscendo la natura e conoscendo l'ambiente lo puoi amare, perché se non conosci una cosa non la potrai mai amare. Quindi ancora grazie a Jessica per il suo importante lavoro. Grazie a tutti intanto di essere qui. Sono contentissima ed emozionatissima, quindi vi ringrazio veramente. Parlare del lupo è molto molto complesso, quindi parto e vado veloce, so di non avere molto tempo. Allora, il mio libro è diviso in 4 capitoli. Il primo tratta dell'ecologia del lupo, il secondo della dimensione umana, del ritorno del lupo, quindi proprio la parte più sociale. Il terzo tratta del settore turistico e le rappresentazioni mediatiche di questo animale, mentre nel quarto ho approfondito la mia ricerca sul campo e l'analisi dei risultati. Parliamo un po' del lupo italiano. Allora, gran parte della popolazione di lupi in Italia appartiene alla sottospecie Italicus, derivante dall'isolamento geografico della popolazione appenninica nei secoli scorsi. Spesso in questa popolazione, in questa sottospecie, sono presenti dei tipici bandeggi neri sulle zampe anteriori, quindi anche abbastanza distinguibile. Però sulle Alpi adesso, essendo arrivati spontaneamente anche i lupi di origine dinarica e carpatica dell'Europa, quindi della sottospecie Lupus, sono presenti entrambe le sottospecie con eventuali forme intermedie. Il lupo è grande come un cane di taglia medio-grande, il mantello è molto variabile, va dal grigio al rossiccio in base alla stagione e all'età.
La riproduzione è esclusiva della coppia alfa, che mette al mondo in media dai 2 ai 6 cuccioli in base al territorio e alla disponibilità di prede. Alcune annate può anche decidere di saltare completamente la riproduzione se l'annata non è favorevole. E al secondo anno i giovani vanno nella cosiddetta dispersione, che è proprio il momento in cui i giovani decidono di lasciare il proprio branco per andare a trovarsi il proprio territorio e fondare il proprio branco. Qui in questo periodo la mortalità è molto molto alta, può arrivare anche al 70% di tutte le nascite, e qui, soprattutto perché ovviamente i giovani lupi non conoscono il territorio che vanno ad esplorare, attraversano tante strade, incontrano altri branchi che eventualmente possono anche sbranarli e così via. E la dimensione media di un branco italiano stabile è di circa 7-8 individui, la dimensione media di un territorio in Italia è dai 200 ai 400 km quadri, quindi abbiamo una densità media di 2, massimo 4 lupi in 100 km quadri. Quindi anche qui, attenzione, i lupi non cresceranno all'infinito, hanno più o meno queste densità. E il territorio viene segnalato tramite appositi marchi odorosi e ululati. All'interno del branco vige una rigida struttura gerarchica, dall'individuo alfa fino a quello omega, struttura rigida che però viene comunque messa in continua discussione. E il branco è basato sulla coppia alfa, solitamente integrata dai propri giovani che non vanno in dispersione ma che aiutano i genitori con l'allevamento dei cuccioli. L'habitat occupato dai lupi è molto molto variabile, perché può andare proprio dal livello del mare fino alle più alte catene montuose. Ovviamente c'è una spiccata preferenza per le zone montane forestate, ricche di prede, con basso disturbo antropico, però teniamo sempre in considerazione che il lupo è una specie molto 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 adattabile. La sua presenza è un ottimo indicatore ambientale, perché indica proprio l'esistenza di un buon ecosistema in grado di supportarne la presenza, come dicevo prima, ricco di prede, di vegetazione idonea e poco disturbato dalla presenza umana. Le prede preferite del lupo sono gli ungulati selvatici, però la sua dieta è molto molto variata e opportunista, quindi può arrivare anche a mangiare carogne, insetti, frutta, vegetali, mangiare rifiuti in generale. Vige un equilibrio costante tra predatori e prede autoctone, quindi anche qui il lupo non arriverà a sterminare tutti gli ungulati che abbiamo sulle montagne, anzi può verificarsi il cosiddetto fenomeno del surplus killing o uccisioni in eccedenza, quando si verificano condizioni di impossibilità di fuga delle prede, ad esempio con le pecore rinchiuse tutte in un recinto che non riescono a scappare e il lupo riesce a entrare. Ovviamente il lupo fa una carneficina, perché proprio tende a uccidere molte più prede di quelle che poi riesce a consumare. E parliamo un po' quindi ancora di cosa mangia. Allora, vediamo dai dati che negli ultimi decenni le popolazioni di ungulati sono letteralmente esplose numericamente, proprio in mancanza di un predatore che andasse a selezionarle. Il lupo fa selezione degli individui più deboli e più malati, e quindi l'assenza di un predatore apicale per tutti questi decenni ha portato anche a gravissimi squilibri ecosistemici, perdita continua di biodiversità e anche di vigore delle prede, e anche a malattie di sovrappopolazione degli ungulati. Oltre a questo, il lupo, l'assenza del lupo e quindi l'aumento smisurato degli ungulati selvatici ha portato anche all'impossibilità di rinnovamento del bosco, del sottobosco, per il sovrapascolo degli ungulati. Ad esempio si vede benissimo in Cansiglio. Parliamo un po' di come è stato sterminato storicamente il lupo. Allora, il lupo è stato odiato praticamente da sempre. Fin dai tempi di Carlo Magno il lupo veniva cacciato con i cosiddetti lupardi. Il suo crollo numerico in Europa è avvenuto in seguito alla decimazione degli ungulati e delle armi da fuoco, portandolo a rischio estinzione all'inizio del Novecento in Europa. In Italia è stato per secoli considerato una specie nociva da eliminare. Esistevano le figure apposite dei lupari, che erano proprio dei cacciatori dediti alla caccia al lupo. Il lupo in Italia è arrivato ai minimi storici all'inizio degli anni 70, quando rimanevano un centinaio di individui in Italia sull'Appennino, fino a quando è stata indetta l'operazione di sensibilizzazione, cosiddetta operazione San Francesco, fino ad arrivare alla protezione legale nel 74, e quindi da quel momento la popolazione di lupo ha ricominciato a riprendersi. Attualmente in Europa abbiamo circa 21.000 lupi al 2022. In Italia l'ultimo censimento indica circa 3.300 lupi in tutta Italia, 1.000.000 sull'arco alpino, e qui in Veneto e ovviamente sui confini più di un centinaio.
In montagna quindi siamo arrivati più o meno alla saturazione, probabilmente nascerà ancora qualche branco, ma più o meno ci siamo. In pianura invece c'è ancora molto spazio, però bisogna considerare che le densità di lupi saranno molto molto più basse rispetto a quelle della montagna, per assenza di habitat ideale, di prede talvolta e ovviamente tantissimo disturbo antropico. Questa è la situazione più o meno attuale dell'Europa. In grigio vediamo la distribuzione attuale dei lupi in Europa, quindi vediamo che sono praticamente onnipresenti, anche se ancora a macchia. Qui vediamo un po' la distribuzione storica, vediamo che nel Novecento si era già estinto nella pianura padana e in alcune parti d'Italia, era ancora presente in Sicilia. Nel 73 arriviamo al minimo storico, da cui inizia la protezione legale, vediamo che erano rimasti veramente pochissimi nuclei, un totale di centinaio di lupi. Nel 99 la popolazione si era già ripresa, si era riespansa lungo l'Appennino fino ad arrivare in Liguria. Al 2010 aveva già recuperato terreno anche in Piemonte e fino ad arrivare alla situazione attuale in cui il lupo è tornato definitivamente su tutte le Alpi. Questa è la rappresentazione più o meno dell'anno scorso dei lupi, si sta formando ancora qualche branco in Cansiglio, ora sul Grappa siamo arrivati a 3, però vediamo anche qui che le montagne ormai sono alla saturazione. Il lupo è un grandissimo camminatore, abbiamo visto anche nelle cartine precedenti che una volta raggiunta la protezione legale il lupo è tornato a espandersi. Questo è il percorso di Slauz, il lupo che è stato radiocollarato nel 2011 in Slovenia, e questa è la sua traccia del GPS. Slauz è andato in dispersione, si è attraversato 1300 km di territorio fino ad arrivare in Lessinia, dove ha fondato il primo branco della Lessinia con la compagna Giulietta, che invece è arrivata dagli Appennini. Ed è anche appena morta Giulietta dopo tantissimi anni. Questi sono Slauz e Giulietta fototrappolati. Quindi, cosa ha portato al ritorno del lupo nelle zone dove era già presente storicamente? La crescente protezione legale dal 74 in poi, dal 73 al 74, che poi è stata rafforzata negli anni. La crescente popolazione di ungulati selvatici, come abbiamo visto, introdotti a fini venatori, il crescente abbandono e rinselvatichimento progressivo della montagna dal secondo dopoguerra in poi e, come abbiamo visto, la grandissima capacità di dispersione dei lupi, perché i lupi sono fatti proprio per camminare. Al contrario degli orsi, che invece sono molto stanziali, quindi si rendono necessarie anche attività di reintroduzione per riuscire a far ricolonizzare zone dove non c'erano. Pensare di fare delle attività di reintroduzione del lupo sarebbero veramente dei soldi buttati, proprio perché il lupo cammina già per sua natura. Tutto questo ritorno ovviamente ha portato anche al crescente malcontento fra gli allevatori, che non erano più abituati alla sua presenza da un secolo ormai, e anche alla nascita di tantissime favole e dicerie che sono comunque comunissime in tutto il mondo. Tra cui anche il fatto che il lupo è stato paracadutato assieme anche alle vipere talvolta. Quindi come viene monitorato il lupo? Innanzitutto con la radiotelemetria, quindi l'utilizzo dei collari con il GPS, il fototrappolaggio occasionale o metodico, e lo snow tracking, quindi seguire proprio le impronte sulla neve, riconoscerle, e il tracking, quindi il riconoscimento e la raccolta di fatte, e il cosiddetto wolf howling, quindi l'ascolto degli ululati. Perché ascoltando gli ululati si riesce perfettamente a capire quanti lupi ci sono, la loro età e così via. Vediamo che anche l'età si riesce a capire perfettamente. Infine c'è la tecnica delle analisi genetiche, ovviamente è molto molto precisa e anche molto molto costosa, però così si riesce ad avere esattamente la carta d'identità dei singoli individui, per poi riuscire anche a vedere nella fase di dispersione poi i figli degli individui dove sono andati a colonizzare, dove sono andati a fondare dei nuovi branchi. Le principali problematiche di conservazione di questo animale. Allora, innanzitutto abbiamo l'ibridazione con il cane,
che porta alla perdita della purezza genetica del lupo come specie, e questo nel tempo potrebbe portare anche alla possibile estinzione del lupo proprio come specie come la conosciamo. Vediamo anche qui delle immagini di lupi ibridi che non sono più lupi riconoscibili come tali, o comunque, anche se esteticamente sembrano lupi, non lo sono, e quindi a lungo andare potrebbe proprio far sparire il lupo come specie e anche portargli a tantissime problematiche di sopravvivenza, perché un lupo bianco non è più mimetico nei boschi italiani come un lupo marroncino. Pensiamo che in Italia abbiamo più di 7 milioni e mezzo di cani, con più di 1 milione non custodito. Non custodito non significa per forza cane randagio, ma anche solo cane padronale, che comunque ha la libertà di andare in giro, magari anche di notte, e quindi alla fine di accoppiarsi con un lupo, soprattutto durante la fase di dispersione. Malattie canine, perché ovviamente i cani sono vaccinati, i lupi no, quindi i cani possono trasmettere diverse malattie ai lupi. Il bracconaggio, che negli anni 90 si attestava attorno al 20% della mortalità, adesso molto probabilmente è ancora molto molto più alto. La perdita di habitat e la frammentazione, soprattutto con la costruzione di nuove infrastrutture che i lupi devono attraversare, vengono investiti, o comunque la divisione degli habitat che fa perdere anche biodiversità in generale, e gli investimenti stradali che si attestano secondo le stime sui 300-400 l'anno, quindi pensiamo che in Italia abbiamo 3.300 lupi, perderne 400 è un numero altissimo, infatti è la prima causa di mortalità, seguita dagli attacchi interspecifici, quindi lupo che uccide lupo. Parliamo un po' ora della dimensione umana, del ritorno del lupo. Lo zoologo Luigi Boitani disse: il lupo potrà vivere sulle Alpi solo se le persone che ci vivono sono d'accordo. Qui capiamo che non tutti sono d'accordo con questo ritorno, quindi è importantissimo riuscire ad arrivare a questa agognata convivenza. Questa branca di studi che si colloca a metà fra le scienze naturali e le scienze sociali si prefigge di comprendere le attitudini, le implicazioni sociali e anche i livelli di conoscenza sulla fauna selvatica, proprio per riuscire a prendere decisioni più mirate e concrete sulla gestione della fauna e migliorare la convivenza, senza però andare a compromettere le basi biologiche della gestione faunistica. Quindi qui capiamo che l'atteggiamento delle persone è assolutamente determinante anche nelle scelte politiche che riguardano una determinata specie, soprattutto per gli animali che vengono poi percepiti come pericolosi o dannosi e che generano dei conflitti. Parliamo un po' del lupo nella cultura. Negli secoli sono nati tantissimi fatti storici, credenze, idee, leggende che nel tempo hanno contribuito alla creazione di immagini stereotipate nella cultura e nell'immaginario collettivo delle persone, e che ancora oggi influenzano grandemente la percezione delle persone e anche la loro opinione. Anticamente era venerato, quindi pensiamo anche solo a Romolo e Remo, che sono stati allattati dalla lupa. Poi ci sono state le invasioni barbariche, quindi il lupo qui ha iniziato a perdere un po' di terreno nella sua aura di venerazione, perché i barbari erano popoli di allevatori e cacciatori, quindi avevano già un rapporto molto più ambiguo con il lupo. Poi è arrivato il cristianesimo con la sua connotazione negativa del lupo, contrapposto invece all'agnello e al buon pastore. Cade l'impero romano, quindi inizia un lungo periodo di carestie, guerre e pestilenze, in cui i cadaveri venivano lasciati fuori dalle mura cittadine a completa disposizione dei selvatici, che si sono anche nel tempo abituati al gusto della carne umana. Aggiungiamo anche la carenza di selvaggina, perché in tempi di crisi la selvaggina arrivava ai minimi storici perché veniva cacciata. Aggiungiamo anche la diffusione della rabbia canina, che rende gli animali meno schivi e molto più aggressivi, quindi qui sono iniziati dei veri e propri attacchi agli umani. Poi successivamente la popolazione si è ripresa, è aumentato il disboscamento, sono aumentati ulteriormente i conflitti, sono nate delle vere e proprie campagne di sterminio e indizione di premi per l'uccisione dei lupi. Attualmente abbiamo ancora sulle spalle tutta questa eredità del lupo cattivo, che ho sintetizzato moltissimo, però è molto molto più lunga la storia. E l'aura più positiva se l'ha riguadagnata solamente negli ultimi decenni, proprio grazie a un aumento delle conoscenze scientifiche, un importantissimo cambio di mentalità e anche di sensibilizzazione. Attualmente quindi il lupo non è più da ritenersi pericoloso, proprio perché ci sono stati dei profondissimi cambiamenti ambientali, sociali e anche culturali, quindi la situazione attuale è molto molto diversa da quella medievale, non abbiamo più i cadaveri fuori dalle mura cittadine, la rabbia è stata debellata,
Invece nel Medioevo il lupo effettivamente attaccava gli umani, anche perché pensiamo che i bambini di 3-4 anni venivano lasciati a guardia delle greggi, quindi ovviamente un bambino faceva anche un po' fatica a distinguersi da una pecora. Attualmente l'Italia è un territorio altamente antropizzato, quindi è normalissimo che i lupi attraversino territori anche vicino alle case. Attenzione anche ai rifiuti, perché i lupi sono attratti anche dai rifiuti come tanti altri animali. Pensiamo che in Italia ci sono 70.000 attacchi di cane l'anno, con 25.000 decessi in tutto il mondo per attacchi di cane, quindi prima di gridare al lupo dobbiamo pensare un attimo alle vere priorità. E sicuramente vanno gestiti i lupi che magari diventano confidenti nel tempo, magari che ricevono da mangiare dalle persone, cosa sbagliatissima. Questi lupi vanno assolutamente gestiti. Il lupo rimane comunque un animale selvatico e quindi come tale va trattato con il dovuto rispetto, con le dovute distanze. Arriviamo al conflitto con le attività umane. Innanzitutto il conflitto principale avviene con l'allevamento, quindi con gli attacchi al bestiame, soprattutto nelle zone di recente ricolonizzazione, proprio per la poca preparazione degli allevatori. Il conflitto può nascere anche con il mondo venatorio per la concorrenza con la selvaggina, quindi il lupo viene visto come un potenziale concorrente, e anche perché viene percepito come un pericolo per i cani da caccia che sono liberi nel bosco. Quindi bisogna arrivare assolutamente a mitigare i conflitti per aumentare l'accettazione sociale di questo animale e anche per preservare l'attività pastorale, le tradizioni e il paesaggio montano in generale. Come si prevengono gli attacchi di lupo? Molto velocemente con il ricovero notturno del bestiame, quindi dove si può, mettendo gli animali nelle stalle di notte, l'utilizzo di cani da guardiania, la presenza dell'allevatore stesso quando si può, l'utilizzo di recinzioni elettrificate, l'utilizzo di dissuasori acustici e luminosi, molto utili soprattutto nel breve periodo. Quindi utilizzando questi metodi di prevenzione è comunque dimostrata la graduale diminuzione, se non addirittura l'azzeramento degli attacchi. I danni dal 2018 in tutta Europa vengono risarciti al 100%, attenzione, danni da canide, quindi anche di eventuale cane. In Veneto è attivo un apposito fondo di circa 250.000 euro l'anno, quindi la presenza del lupo da una parte certamente è un fattore di rischio che grava sui bilanci regionali, però pensiamoci, le percentuali nel totale sono molto esigue e molto meno impattanti rispetto a tante altre percentuali dovute al resto della fauna selvatica o comunque altre spese pubbliche. Pensiamo che nel solo 2018 la cimice asiatica da sola ha causato 90 milioni di euro di danni. Nel 2022 nel solo comune di Racquaro Terme i danni hanno causato lo stesso importo di danni di quello totale del lupo nel Veneto. Dei cinghiali, sì. Invocare la selezione è inutile e controproducente. Perché? Perché i lupi innanzitutto non sono ungulati, quindi la gestione faunistica del lupo non può avvenire secondo la mentalità della gestione faunistica degli ungulati. Ci sono degli studi in merito, quindi uno studio fatto in Germania ha dimostrato la diminuzione temporanea degli attacchi nel 29% dei casi, però con un aumento degli attacchi nel 43% dei casi di abbattimento di lupo, probabilmente proprio a causa della destabilizzazione o addirittura disgregazione del branco, magari perché sono andati a toccare gli esemplari alfa. Al contrario, invece, l'impiego di metodi di prevenzione ha contenuto gli attacchi di oltre l'80%. Un altro studio ancora in corso in Francia ha dimostrato l'aumento delle predazioni nel 25% dei casi in cui il lupo è stato abbattuto. In Slovenia invece non è stata rilevata alcuna diminuzione nelle predazioni, quindi attenzione a quando si parla di abbattimento di lupo, perché si rischia invece di fare molto peggio. Passiamo al settore turistico. Allora, il lupo è una figura molto ambivalente perché la sua presenza da una parte può affascinare il turista, quindi rappresentare un elemento di attrazione, come avviene già in alcune parti d'Italia, d'Europa e anche del mondo. Il lupo può essere visto come un indice di elevata qualità ambientale, quindi portare ecoturismo, diventare simbolo della garanzia della pregiatezza ambientale. Tuttavia, la presenza del lupo può anche arrivare a intimorire il turista e disincentivarlo dalla frequentazione, aumentando anche il rischio di abbandono dei pascoli anche dagli allevatori stessi, portare cambiamenti nelle abitudini degli allevatori, quindi portare anche alla conseguente perdita di tradizioni e anche della biodiversità montana. Passiamo ai mass media. Quindi la maggior parte delle informazioni sul lupo viene fornita all'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa. È dimostrato dalle ricerche che la copertura mediatica tende sempre ad aumentare durante le fasi iniziali di ritorno di un grande carnivoro, con le notizie che diventano via via sempre più negative, e ovviamente questo va anche a influire negativamente sulla formazione dell'attitudine delle persone. Viene data tantissima enfasi alle predazioni sul bestiame domestico, quindi anche questo provoca
a una distorsione delle informazioni e conseguente diminuzione dei livelli di accettazione verso il lupo. Viene fatta purtroppo tantissima disinformazione a livello mediatico, produzione di fake news, tantissime incongruenze che ho rilevato anch'io nei giornali, nelle televisioni. Spesso ci sono anche solo cani lupi cecoslovacchi spacciati per lupi. Il tutto viene strumentalizzato anche a livello politico e alla fine viene anche amplificato nei social media. Quindi la comunicazione è molto molto importante sul lupo. Passiamo infine alla mia ricerca sulle montagne vicentine. La mia ricerca è condotta tra Racquaro e la Vallarsa, sull'altopiano di 7 comuni e sul massiccio del Grappa, ho quindi fatto proprio una triangolazione delle montagne vicentine. Sono andata a indagare la percezione dei turisti, degli allevatori, degli operatori economici, ho intervistato anche esperti nel settore, un ente culturale. Per fare questo ho impiegato 4 anni di ricerca, conducendo quasi 200 interviste. Allora, molto velocemente presento le località di intervista. Campogrosso di Racquaro Terme, è presente un branco, il branco del Carega, di circa 13 esemplari quando ho condotto le ultime interviste. Ci sono testimonianze nella Valle dell'Agno dei lupi, anche fino al Novecento, e tantissimi toponimi sulla presenza storica del lupo. Altopiano di Asiago, presenti 3 branchi, anche adesso, di una decina di esemplari l'uno. E l'altopiano di Asiago risulta essere il comprensorio di malghe più importante d'Europa, quindi va da sé che qui la pressione del lupo è fortissima e quindi anche la conseguente copertura mediatica. Anche sull'altopiano sono presenti diversi toponimi a testimonianza della presenza storica del lupo. Infine passiamo al massiccio del Grappa, anche qui presenza storica testimoniata dai toponimi e anche dalle testimonianze dirette. Nel 2021, quando ho condotto l'intervista, era presente un branco, adesso sono diventati 3. E sul Grappa è attivo il primo progetto europeo sperimentale per l'applicazione di radiocollari con GPS, quindi è un sistema veramente innovativo di prevenzione degli attacchi che all'avvicinarsi del lupo attiva dei cosiddetti recinti virtuali con dei sensori di prossimità che inviano degli SMS veri e propri agli allevatori e attivano anche dei dissuasori acustici. Inoltre si sta anche sperimentando l'utilizzo dei proiettili di gomma. Quindi passiamo all'analisi dei risultati degli escursionisti. Il 70% delle persone che ho intervistato non ritiene comunque la presenza del lupo un rischio. E buona parte è incuriosita e attratta da questa presenza. E le attitudini negative che ho riscontrato sono soprattutto la paura di incontrare il lupo, ma anche persone che hanno già comunque paura dei cani o che hanno paura per i propri cani, quindi che i propri cani vengano attaccati dal lupo. Più di metà delle persone che ho intervistato comunque non ritiene il lupo pericoloso per l'uomo. 2/3 delle persone non ritiene che gli esemplari ritenuti pericolosi, anche solo per il bestiame, debbano essere abbattuti, e 1/3 arriverebbe addirittura a boicottare una regione se questa decidesse di abbattere alcuni o tutti gli esemplari di lupo presenti. La stragrande maggioranza ritiene comunque possibile la coesistenza fra l'uomo e il lupo, e quasi metà comunque è convinta che il ritorno del lupo sia frutto della conseguenza di una reintroduzione. Mi è stato detto non è il suo habitat, qui non c'è mai stato, nonostante tutte le testimonianze storiche e toponomastiche. E tantissimi hanno anche detto che sono presenti incroci o ibridi. Quindi mi è stato detto che è incrociato con un kosovaro, poi mi è stato detto incrociato con un cecoslovacco, quindi di volta in volta cambiava l'incrocio. Mi hanno detto che non è un lupo puro, è più canide, che non si sa cosa vuol dire, però è più canide. Lo dicono le analisi genetiche fatte in Canada, che le analisi genetiche vengono fatte in Italia. Quindi c'è una tantissima confusione e distorsione delle informazioni nella testa delle persone, lo vediamo anche da queste risposte. Ho intervistato anche l'ex ufficiale di polizia provinciale, Giancarlo Ferron. Anche lui mi ha detto, anche lui è stato detto, gli amici dei lupi li avete portati voi, li ha portati il Corpo Forestale dello Stato, è comunque una cosa comune in tutto il mondo, questa della reintroduzione dei lupi. Le persone quindi però provano a negare i dati scientifici, anche se ci sono dati scientifici evidenti. A Campogrosso, buona parte delle persone che ho intervistato si è comunque avvicinata al numero reale di esemplari presenti o l'ha leggermente sovrastimato. Ad Asiago invece i numeri sono stati grandemente sovrastimati da metà degli intervistati. Questo può anche far pensare proprio alla copertura mediatica che quindi, continuando a martellare praticamente a livello quotidiano, soprattutto in estate, porta anche le persone a far sovrastimare il numero reale di lupi.
Comunque i turisti si sono rivelati prevalentemente a favore della presenza del lupo, quindi anche qui bisogna pensare proprio a un'opportunità di valorizzazione turistica ed ecologica del territorio. Passiamo ora agli allevatori. Maggior parte di loro ovviamente ha una connotazione negativa, anche se non tutti. Si sono dichiarati tutti non preparati adeguatamente al suo ritorno. Hanno tutti paura degli attacchi, delle ripercussioni eventuali sulla vita lavorativa e anche privata, perché mi hanno detto si è finito di stare bene, per noi gli animali sono come delle persone, malessere, non dormire di notte, tutto questo non lo risarcisce nessuno. E hanno anche tantissima angoscia di vedere i propri animali sofferenti, perché per alcuni gli animali sono visti come dei figli. Si sono lamentati soprattutto della poca comprensione da quella che loro chiamano la gente di città, però hanno rancore soprattutto verso le istituzioni più che verso il lupo stesso. E è ritenuto comunque un problema aggiuntivo rispetto ad altri molto più radicati e profondi, quindi possiamo dire che il lupo è stato la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso che era comunque già colmo da molto tempo. Si sono lamentati anche di risarcimenti che a detta loro sono sempre troppo bassi. Si sono lamentati delle reti di protezione che per loro non sono ritenute idonee, causano problemi di igiene per le deiezioni e anche comunque un ulteriore carico di lavoro, perché comunque piantare le recinzioni in montagna non è assolutamente facile. E anche per i cani da guardiania, che sono ritenuti comunque spesso pericolosi per i turisti e hanno degli alti costi di gestione, perché sono dei cagnoloni belli grossi e quindi anche mangiano tanto. Per gli allevatori, alcuni mi hanno detto che il lupo è stato reintrodotto, altri sono convinti che è tornato spontaneamente, comunque sono tutti concordi nel dire che questo ritorno è stato mal gestito, c'è stata poca informazione e anche poca preparazione preventiva. La presenza del lupo per gli allevatori è comunque ritenuta ininfluente per i turisti. Sono tutti concordi nella necessità di creare cultura per non scoraggiare anche i turisti. E si sono lamentati anche della poca comunicazione che avviene con gli esperti, anche la difficoltà nei termini usati da questi esperti e anche per la poca comunicazione che avviene tra gli allevatori stessi, quindi non dovrebbero isolarsi l'uno con l'altro, mettersi uno contro l'altro, ma invece secondo gli allevatori stessi dovrebbero fare unione, fare gruppo, consigliarsi e aiutarsi a vicenda. Da notare, l'ente culturale che ho intervistato ha rilevato comunque difficoltà, se non addirittura ostracismo, nel fare corretta informazione sul lupo. Per gli operatori economici, infine, il lupo non è percepito come un disincentivo alla frequentazione turistica, non hanno rilevato cali nell'afflusso turistico. Uno mi ha detto statisticamente non fa testo, se c'è un T-Rex libero sull'altopiano vanno per funghi lo stesso, quindi proprio ai turisti non gliene frega niente. Anzi, il lupo dagli operatori economici viene visto anche come una potenziale forma di incentivo, quindi anche qui bisognerebbe proprio pensare a un modo per valorizzare il territorio. Anche gli operatori economici si sono lamentati dell'eccessivo allarmismo mediatico che può essere dannoso per il turismo, anche se per loro comunque è un fenomeno limitato alle persone più apprensive. La loro percezione ovviamente è molto molto diversa da quella degli allevatori, è molto più simile a quella dei turisti, perché giustamente loro non hanno a che fare con gli attacchi del lupo e danni anche economici. Quindi concludiamo. C'è assoluta necessità di fare corretta informazione e comunicazione sul lupo, sia a livello politico che mediatico. Bisogna dare maggior supporto e sostegno agli allevatori, anche sostegno economico, snellire la burocrazia anche per ricevere i rimborsi, fare azioni di prevenzione e protezione su misura con l'analisi dei bisogni singoli degli allevatori, perché ogni malga, ogni allevamento è un caso a sé stante e va studiato e analizzato per conto suo. C'è assoluta necessità di gestire gli ibridi di cane e lupo e anche gestire rigidamente la presenza di cani, soprattutto quelli fuori controllo padronale. Gestione anche dei rifiuti per non far avvicinare gli animali alle case e quindi creare ulteriore allarmismo. Il lupo sicuramente va continuamente seguito, studiato e monitorato, proprio perché non si può gestire qualcosa che non si conosce, di cui non si conoscono i numeri e di cui non si conosce lo sviluppo. Attenzione, come ho detto, alle richieste di abbattimento perché, come abbiamo visto, possono peggiorare la situazione.
C'è urgenza quindi di mirare a forme pacifiche e soprattutto socialmente condivise di convivenza, senza creare inutili allarmismi e senza anche fare false promesse che poi non sono mantenibili, come quella degli abbattimenti. Ecologicamente parlando, quindi, il lupo andrà nel tempo a migliorare l'ecosistema locale e arriverà a tamponare i danni causati in tanti anni comunque di cattiva gestione venatoria degli ungulati. E, come si è detto in tutta la presentazione, si può anche iniziare a valutare lo sviluppo di un turismo naturalistico nelle zone di ritorno del lupo, a favore anche degli allevatori e della comunità, proprio per puntare a questo sacrosanto e tanto sbandierato sviluppo sostenibile, che sia sostenibile veramente anche sul lungo periodo. Grazie a tutti. Ringrazio infinitamente Jessica, grazie a voi di averci di aver condiviso il vostro tempo per andare a raggiungere quella che è una consapevolezza maggiore che potrete raggiungere ulteriormente approfondendo i singoli capitoli, che sono interessantissimi, e anche le note finali con le parti relative proprio anche alle interviste, per scoprire che cosa sta dietro nell'aspetto appunto sociologico dell'approccio dei chi vive in quei territori rispetto al lupo, e che questo incontro e questo libro che Andrea mi sa che dovremmo proprio condividere con tutti i consiglieri e gli assessori competenti in questa materia, spero che questo libro e che questo incontro possa aiutarci a definire una priorità. Non si può politicamente dire che si tiene alla montagna, che si tiene ai malghesi, che si tiene alla conservazione del territorio montano e delle tradizioni anche culturali, imprenditoriali, allevatoriali della montagna, se non si affronta questo tema dando la giusta priorità e il giusto peso. Questo significa anche corrispondere a adeguata attenzione, risorse economiche e progetti adeguati, così come nelle conclusioni ci consigliava anche Jessica Peruzzo. Perché se è vero che si è disposti a investire i fondi dei comuni confinanti della montagna per sostenere le future spese e perdite di una pista da bob, se è vero che si trovano vagonate di milioni per grandi eventi e grandi opere, è anche vero che per tutelare la montagna dobbiamo essere responsabili e destinare le adeguate risorse per fare progetti così come nella scorsa legislatura, Andrea ti ricordi, proponevamo. Per cui progetti malga per malga, progetti che educhino la popolazione, chi vive la montagna ma anche chi non la vive e la esplora soltanto in alcuni periodi dell'anno. Dobbiamo ristabilire questa connessione, questa alleanza fra città e montagna per tutelare chi abita nelle nostre zone montane e per tutelare la biodiversità e l'evoluzione della biodiversità naturale nel Veneto. Grazie mille Jessica. Andrea? Sì, volevo solo aggiungere una piccola cosa, perché Cristina ha già detto molto e tutte cose condivisibili. Solamente attraverso la conoscenza si può affrontare un tema, si può affrontare un problema, come viene visto da molti. Questo testo di Jessica è un punto di partenza importantissimo per informarsi e capire che cos'è il lupo oggi nella nostra regione, e solo da una conoscenza scientifica e tecnica poi si può adottare una strategia per fare i conti con questa presenza che abbiamo visto è anche molto interessante sotto tanti punti di vista. E grazie naturalmente a Jessica per il suo lavoro e speriamo che venga letto anche da molti colleghi. Grazie a voi.